Questa giornata delle lauree 2018 di Ca' Foscari è un evento importante per tutto il mondo accademico che vale per Venezia ma vale per tutta la nostra regione. Le conoscenze, il patrimonio di cultura, di approfondimenti che gli studenti oggi coronano con la laurea è un potenziale che entra nel mondo produttivo, lavorativo, professionale della nostra regione portando nuove energie, nuove conoscenze e anche nuove opportunità. Ci auguriamo che tutto questo serva a far progredire il livello di produzione appunto della nostra regione, ma anche fare in modo che la rete sociale attraverso queste nuove competenze diventi più solida e dia più speranza e fiducia nel futuro in un momento in cui abbiamo bisogno soprattutto di questo, non solo per la contingenza politica nazionale ma soprattutto per dinamiche europee che ci coinvolgono molto da vicino. Oggi ci sarà come ospite d'onore il professor Faggin, che è stato già insignito dal Consiglio regionale nel 2016 come Leone del Veneto, un esempio, una testimonianza significativa anche per questi nuovi laureati che l'impossibile si può eliminare facendo con tutta l'energia tesoro delle proprie capacità e della propria volontà e raggiungere traguardi insperati come lui ha dimostrato. La prima cosa grossa che ho imparato di più quando ho capito che invece di pensare a cosa avevo fatto, dovevo pensare a cosa non avevo fatto. Cioè quando avrei dovuto agire e non ho agito, quello mi ha creato molti più problemi di quando ho agito soltanto. Quindi capire l'importanza di agire quando bisogna agire e di non agire quando non occorre agire, e questo è una cosa, illustrerò questo aspetto della mia esperienza e spero che sia utile ai ragazzi.